la soluzione è questa: dal 19, cioè da sabato, al 6 di gennaio, abbiamo messo in piedi una soluzione epidemiologica e di natura imprenditoriale che comunque tiene un suo equilibrio, ovvero la chiusura dei confini comunali dalle ore 14. Vietato uscire dal proprio comune dalle 14 già a partire da questo sabato. Bar e ristoranti aperti sempre, negozi anche fino alle 21. Ma il nuovo fronte della battaglia al coronavirus per il presidente Zaia diventa il distanziamento sociale, che deve essere garantito il più possibile, anche diversificando gli accessi ai centri storici. Dalle 2 del pomeriggio in poi si lavora solo con i cittadini della propria città. E quindi ho la possibilità di distribuire, se lo facciamo in maniera, diciamo, di buon senso, di distribuire anche il flusso commerciale. Resterà deluso chi avrebbe voluto un Veneto già in zona rossa, ma il presidente chiarisce. Non è che uno può inventarsi restrizioni a prescindere dal colore che gli viene attribuito dall'Istituto Superiore della Sanità. Cioè non è che tu ti inventi che fai il lockdown, perché poi lo devi giustificare dal punto di vista epidemiologico. L'ordinanza è stata già condivisa con l'Associazione dei Comuni, in queste ore sarà presentata al ministro Speranza. Era per la verità in discussione già da una settimana, ma è stata anticipata a fronte degli indugi del governo e per intervenire contro gli assembramenti già a partire da sabato. Siamo arrivati a giovedì, a me ancora non è ben chiaro cosa accadrà. Ha aggiunto poi Zaia che la gerarchia dei provvedimenti impone che qualsiasi intervento più restrittivo del governo per questo periodo natalizio avrà precedenza sull'ordinanza. A spingere il Veneto a giocare d'anticipo i numeri: 3.331 pazienti attualmente ricoverati negli ospedali, 378 di questi sono in terapia intensiva. Numeri pesantissimi sui quali il governatore è tornato a chiedere rispetto per il lavoro dei sanitari e la gestione dell'emergenza. Vorrei che la nostra sanità non venisse descritta come una macchina scassata, perché non se lo meritano i nostri operatori, non se lo meritano tutti coloro che lavorano nei team dell'organizzazione e non ce lo meritiamo neanche noi. Nel punto stampa di domani l'ordinanza sarà presentata nel dettaglio, è stata definita dalla dottoressa Russo un atto di reciproca responsabilità. Sono delle restrizioni che hanno un prezzo, ne abbiamo parlato stamattina, ma è un prezzo totale di questo tipo di andamento dell'epidemia che bisogna dividere e quindi tutti ne paghiamo insomma una parte.